Fondazione Radio Magica Onlus presenta Il ponte sul Noncello. Illustra Paolo Cossi. Ogni città è più bella se un fiume la attraversa. Pensateci bene. Torino non sarebbe Torino senza il maestoso Po che scorre morbido tra le rive. A Pordenone c'è il fiume Noncello e la città si chiama così perché è un porto sul Noncello, un tempo detto Naone. Infatti, l'antico nome di Pordenone era Portus Naonis, cioè porto sul Noncello. Sapete che lo stemma di Pordenone è una porta spalancata sulle onde? Ogni città ha poi un posto speciale. In quelle attraversate dai fiumi è in genere un ponte sull'acqua, o meglio, un punto di vista. Il Noncello è lungo 15 chilometri e nasce dalle risorgive poco prima di arrivare a Pordenone, attraversa la città e poi sfocia nel fiume Meduna. E il ponte di cui parliamo è quello centrale, soprannominato di Adamo ed Eva. Anche se le due statue, poste su alti pilastri in pietra alla fine del ponte, sono Giove e Giunone. Come Adamo ed Eva, anche Giove e Giunone erano due innamorati. Il ponte rappresentava l'ingresso ufficiale per tutti coloro che raggiungevano la città dal fiume. Da Venezia provenivano infatti mercanti che trasportavano in acqua spezie e merci rare. Pordenone, invece, mandava a Venezia non solo legna da ardere per le vetrerie di Murano, ma anche lana, lino, seta, vini e formaggi. Già nel 1600 c'era anche un servizio di vaporetti che conducevano i viaggiatori da Pordenone a Venezia a Pordenone. Anche le barche con la posta andavano su e giù per il Noncello. Insomma, se disegnate la città con il colore della vita e della vivacità, dovete seguire il fiume, perché lì avvenivano gli scambi e l'acqua dava l'energia e il lavoro. Ecco perché c'erano mulini, cartiere, filande, magli. E poi anche gli animali amano stare vicino all'acqua. Ancora adesso, se alzate la testa, potete riconoscere sopra di voi germani reali, e folaghe, e aironi, e cormorani che si librano in volo. E se invece guardate dentro l'acqua, ci sono trote, e poi c'è la flora vicino al corso del fiume, come i salici piangenti e le betulle, o gli ontani. E i fiori possono essere bianchissimi, come il profumato sambuco, o il biancospino, o la robinia. E poi questo paesaggio è piaciuto tanto già nel Cinquecento e a Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone. Il famoso pittore aveva il suo studiolo proprio in uno dei palazzi che guardano il fiume, tanto che l'artista aveva affrescato sul muro, accanto alla finestra, una veduta del ponte di Adamo ed Eva e del fiume Noncello, dipinta con passione e senso estetico, perché la natura, quando è bella, riempie gli occhi. E piace proprio, anche agli animi più burberi. Se passate anche voi sul ponte di Adamo ed Eva, il cuore volerà su veloce, all'altezza delle emozioni, incontrando colori liquidi come acquarelli che scivolano leggeri sulle foglie, sui fiori e sull'acqua.
Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Il ponte sul Noncello, ponte del 1920, con statue realizzate all'inizio del Settecento. Pordenone. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.